Siamo sull'argine del Piave, in località Bidasio, a Nervesa, con Silvia Marcon, 24 anni, una giovane, possiamo chiamarla così, produttrice di radicchio, anche se non lo produce direttamente lei, la produzione la segue suo papà, però lei si occupa appunto del commercio e dei social per promuovere questo splendido prodotto. Si chiama Radicchio del Piave. Perché si chiama così, Silvia? Abbiamo deciso di chiamare Radicchio del Piave in modo tale da valorizzare il nostro territorio, visto che siamo molto legati, e perché ci troviamo in una zona unica, ovvero una zona che viene influenzata dal Piave e dal Montello. Il Piave è fondamentale per la nostra produzione, perché influisce sia sul clima che sul suolo, che poi sulle caratteristiche organolettiche del prodotto finito. Partendo dal clima, il Piave porta a valle, dalle prealpi, l'aria fresca, quindi questo permette di favorire l'abbassamento delle temperature notturne, soprattutto importantissimo nel periodo autunno-invernale per favorire le brinate, essenziale per poi procedere alla raccolta. Questa caratteristica poi si va a ritrovare anche nel prodotto finale, con la croccantezza e la dolcezza del radicchio. Dal punto di vista invece del suolo, Nervesa è un terreno, cioè una zona geografica dove viene influenzata sia dal Piave che dal Montello. I terreni più a ridosso del Piave troviamo terreni più pesanti, quindi più ricchi di limo, argilla, sostanza organica, buona dotazione idrica, mentre quelli a ridosso degli argini del Piave sono più ghiaiosi, sassosi, ciottolosi, quindi che permettono un miglior deflusso dell'acqua. I nostri terreni dove si trovano sono nella zona intermedia questi due estremi, che sono estremamente favorevoli per la produzione del radicchio. Borgo Dus, l'azienda di famiglia, da quanti anni coltivate questo prodotto, iniziato da tuo papà, e poi come è andato l'andamento del raccolto di quest'anno? Borgo Dus è l'azienda di famiglia storica che fu fondata da mio padre nell'86, quindi abbiamo un'esperienza più che trentennale nella coltivazione del radicchio e abbiamo una superficie produttiva, diciamo, di radicchio di pianura del Piave di circa 6 ettari. Quest'anno siamo molto soddisfatti della coltivazione, anche perché nell'ultimo periodo il clima si è infreddolito, quindi va a soddisfare appieno i requisiti che permettono di definire il radicchio di qualità. E soprattutto so che fate anche una sperimentazione in montagna. Dove e perché? Abbiamo deciso di sperimentare un po' per gioco, è partita nel 2015 questa sperimentazione nella zona della Val Belluna, più precisamente a Trichiana, a Pranolz e poi in una zona un po' più alta a Cortina, insomma, per andare a vedere nelle varie 3 zone di altitudine diversa come va a reagire il radicchio. E questo ci ha dato molte soddisfazioni, molti risultati, tanto che il Ministero ci ha dato anche un marchio di qualità, ovviamente certificato, che si chiama prodotto di montagna. Grazie Silvia.